L'ultimo ma non meno importante round verso l'obiettivo parallelo e ancora prima contro seconda per uno spettacolo, si spera, assicurato. Amici di Localcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Comunale di Bagheria. Aspra Gemini e il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Sicilia di prima categoria, l'occasione per dimostrare le proprie qualità dal primo minuto. Lanciato profondo anche Gio, adesso il tacco dietro per il sinistro di prima di Lococo che finisce largo. Riceve Antonino Scavetto, colpo di testa di Palazzo, sponda di Lococo per la corsa di Giovanni D'Amico, destro sul fondo. Il servizio sul primo palo, Andrea Messineo gira con Famè però a terra. Serve Tomasello, deve girarsi di nuovo dietro, Audia per Lococo, destro lento e sul fondo. Andrea Messineo apre, lamentato un fuorigioco, si continua. Si punta con un altro passaggio per Bongiovanni, tiro lento per Cascione. Le motivazioni, Antonino Scavetto voleva il tocco sul pallone, punizione già battuta, c'è Gigli in area di rigore, sinistro dentro, che sorvola la traversa. Lococo a terra, Francesco Di Piazza, ma si continua a Palazzo, il pallone serve per il tiro e Bonomo si distende. Battuta corta con Gio, destro in mezzo, colpo di testa che non c'è. Palazzo sul secondo palo ad un passo dal tap-in. Occhio all'opportunità potenziale per il Gemini dalla bandierina. Pallone sul primo palo, poi il tocco verso la porta. Arriva il vantaggio degli ospiti con il gol che è arrivato grazie al tocco di Salvatore Schifano, abbastanza brava a colpire la squadra di Correnti. 1-0 la girata di Vitrano per Immesi. Guarda chi c'è dentro, cross in mezzo, attraversa tutta l'area di gol. Gio! Il pareggio dell'Aspra con Roberto Gio, il secondo gol consecutivo in casa. Qualche dedica speciale sicuramente. 1-1. Il passaggio per Volpe, gira completamente e trova Vitrano. L'appoggio per Barbera, pallone sul destro, Barbera, palo! Vicinissimo al gol, Matteo Barbera. Grandissima occasione per l'Aspra. Fischia l'arbitro. Parte Volpe, sinistro! Fuori! Pallone morbido. Siamo nel tempo di recupero. Barbera, cercato e trovato in profondità, il tocco c'è per Vitrano, se la sistema Vitrano, sinistro! E c'è la rimonta completata per l'Aspra con il gol di Antonio Vitrano. Non segnava da un po'. 2-1 Aspra. Triplice fischio per l'arbitro, vince l'Aspra per 2-1 e va dunque ai quarti di finale della Coppa Sicilia di prima categoria, sconfitto il Gemini.